6. I cluster di Covid-19 attualmente attivi e monitorati dall'USS Eugania in provincia di Padova. Circa una sessantina le persone coinvolte. 2 sono riferiti a viaggi di studio rientrati da Malta. 2 a turisti in rientro da Spagna e Grecia. 1 è riconducibile allo Sherwood Festival e uno ad una festa di compleanno nella Bassa Padovana. In questo cluster 10 ragazzi, tutti giovanissimi sotto i 20 anni, sono positivi, mentre 14 sono in isolamento fiduciario. Fare un bollettino di guerra, tra virgolette, dicendo che quali sono appunto le aree da dove vengono è anche molto relativo, nel senso che proprio cioè la probabilità in questo momento è legata all'aggregazione di ragazzi, di persone anzi, e non più di tanto dal fatto di dove appunto avviene, perché è quello appunto il fattore di rischio. Viaggia spedita la campagna vaccinale. Ad oggi 50% della popolazione padovana è coperta da un ciclo completo di vaccino, mentre il 68% ha ricevuto almeno una dose. Nelle ultime ore sono state 1600 le prenotazioni, 600 in più della media, forse figlie del dibattito sul Green Pass. Dall'US 6 confermano che sono quasi 73.000 i posti prenotabili. Mentre ne abbiamo 266.361 ancora da vaccinare. L'epidemia però a Padova corre. Sono 892 i positivi ad oggi, 237 in più rispetto alla settimana scorsa. Se la curva del contagio è in salita, restano fortunatamente basse le ospedalizzazioni. In azienda ospedaliera sono al momento 10, 8 i ricoverati in area non critica, 2 i pazienti in terapia intensiva, numeri ancora lontani da quelli della scorsa primavera. L'andamento dell'epidemia è quello che abbiamo visto finora, e c'è un andamento di casi attualmente positivi, quindi contagiosità sì, però insomma da un punto di vista di sintomi, pauci, sintomaticità o addirittura nulla, e pochi casi richiedono appunto l'arrivo in pronto soccorso e eventualmente il successivo ricovero.